Un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e in particolare anche al nostro parapsicologo Giulio Coratto. Ciao Giulio. Tutti, buongiorno e buona domenica innanzitutto, anche se speriamo che si rinnovi, si metta un po' a posto questo tempo, dietro le previsioni almeno dei meteorologi dovrebbe mettersi a posto, ma comunque... E le tue previsioni? Ma io guarda, mi definisco un mago, un occultista, quindi non un meteorologo, quindi. Comunque secondo me dovrebbe mettersi un po' a posto infatti, no? Speriamo bene quindi comunque. Comunque sempre buona domenica quindi, è in anticipata. Oggi cosa ci hai preparato per la prima parte? Ricordiamo Sì. i nostri radioascoltatori e naturalmente radioascoltatrici che nella seconda parte potranno andare in diretta chiamando il 2196. Nella prima parte parleremo così un po' in generale. Oggi mi sembra che hai una cosa però particolare da spiegare. Sì, io ho ricevuto tantissime telefonate a casa mia appunto qua dalla Carnia e questo ve ringrazio veramente di cuore, vedo che la trasmissione è abbastanza seguita, ricevo anche delle lettere che si complimentano con me e con radio appunto Stereo Carnia e ve ne sono grato nuovamente e mi chiedono però queste radioascoltatrici, questi radioascoltatori, anche se con un po' di timidezza, un po' magari di riservatezza, di chiusura, mi chiedono di parlare di un tema che rientra appunto nell'occultismo, è fondamentale nella magia e nell'occultismo e rientra fra le scienze divinatorie, ossia quelle scienze particolari, scienze occulte, psicomantiche, che servono a indovinare, a prevedere il futuro. Oggi io vi insegnerò, oggi e anche le prossime volte che ci troveremo nuovamente assieme, le prossime domeniche, parleremo di una scienza psicomantica che è molto famosa e penso che voi tutti ne abbiate sentito parlare, ossia della chiromanzia. Cos'è la chiromanzia? La chiromanzia è lo studio della mano. Quindi tutti penso abbiate sentito parlare delle zingare, degli zingari che predicono il futuro attraverso l'esame della mano sinistra, ossia della mano del cuore. Appunto io oggi brevemente vi insegnerò come si fa a indovinare, a vedere più che altro il carattere, le tendenze patologiche, ossia le malattie in cui una persona è predisposta o è portata, e anche a indovinare ciò che andrà incontro, ciò che questo soggetto verrà a trovare. Ma innanzitutto voglio dire che la chiromanzia, ossia appunto lo studio della mano, si divide in due parti. Abbiamo la chirosofia, o significato mistico delle linee, dei segni e delle diverse aree, e poi abbiamo la chirognomia, o analisi della forma della mano, del pollice e delle altre dita. Benché appunto sia la chirosofia che la chirognomia siano due parti strettamente collegate, maggiore importanza venne data, quando originariamente, alla chirosofia, che veniva collegata all'astrologia. Infatti vedrete, vi insegnerò anche, attraverso l'esame delle dita, che ogni dito, il pollice, l'indice, eccetera, eccetera, corrispondono ad un determinato pianeta influente. Questo. Allo stesso tempo un buon chiromante deve osservare non solo le linee della mano, quindi una persona che viene da me o che si rivolge ad un chiromante, ad un occultista, il chiromante o l'occultista non esamina solamente le linee della mano, ma esamina per esteso e completamente tutta la mano, ossia deve osservare innanzitutto la conformazione di una mano, deve osservare il colorito di una mano, poi deve osservare tutto ciò che è attinente alla mano, quindi le unghie che hanno una fondamentale importanza e che oggi appunto vedremo cosa ci indicano le unghie. Quindi è anche un'altra fondamentale forma di ricerca, di individuazione, è il modo più che altro dei movimenti della mano. Le mani grandi indicano un vivo spirito di osservazioni, le mani piccole indicano il contrario, a causa della impazienza del temperamento. Quindi voi aspiranti chiromanti, dovete osservare il modo di gesticolare, che è sempre molto rivelatore. Una mano graziosa, che si muove con leggerezza, indica una persona assai popolare, sia in società e sia anche nel lavoro. È anche un segno di affettuosità e anche di interesse per gli altri. Le mani, abitualmente strette a pugno, quindi quando troviamo quelle persone che serrano le mani continuamente a pugno, sono il segno di una personalità dinamica, inquieta, aggressiva e generalmente piena di fiducia in se stessa. Le dita distese denotano gli estremisti, che vogliono essere ascoltati, specialmente, e qui dobbiamo vedere gli estremisti, se il mignolo viene sollevato quando si tiene in mano una tazza o un bicchiere. Quelle persone che tengono il mignolo alzato quando bevono, quindi se voi andate in osteria, nel bar, nel caffè, vedete una persona che beve e ha il mignolo alzato, questo qua
è un estremista e anche e soprattutto un temperamento molto irascibile. Le mani che gesticolano in modo nervoso, appartengono a individui dal pensiero pronto, ma che tendono ad essere sempre inquieti, quindi sono in perenne forma di inquietezza. Mentre le mani rilassate sono indice di una persona pratica capace di interessarsi a qualsiasi cosa. Le mani che si nascondono invece sempre in tasca o si stringono una contro l'altra, come se volessero nascondere il palmo, indicano individui che sanno ascoltare ma che anche cambiano facilmente opinione, e di questi individui sarebbe un po' da starsene un po' attenti. Mentre le dita molto attaccate e ravvicinate rivelano la persona che sa guidare gli altri, ma è spesso anche un segno di avarizia. Mentre le dita leggermente staccate una dall'altra sono proprio delle persone anticonvenzionali, ma eventualmente anche stravaganti. Se noi vediamo un soggetto, una persona che ha le dita che si curvano all'interno, appartengono ad individui che per indole sono portati alla segretezza e spesso anche alla forma di intransigenza. E io intanto mi sto guardando le mie mani. Ti stai guardando le tue mani? Sì. Bene, faremo un consulto dopo appropriato. Ecco. Ma senti una cosa, volevo chiederti. Tu parlavi della mano sinistra del cuore. Sì. E la mano destra non viene presa in considerazione? Dunque, anticamente, parliamo ancora ai primordi della chiromanzia, che proprio di ben preciso non si sa quando si è sorta, per dire proprio la verità, anticamente si prendeva appunto in esame la mano sinistra, chiamata appunto mano del cuore, e lì si tracciavano le varie previsioni. Adesso anche noi maghi ci siamo un po' modernizzati, si può dire, non corriamo più in giro con la tonaca, col cappello a cilindro o col cappello a cono, siamo un po' modernizzati, e siccome la scienza psicomantica, anche questa si è modernizzata, prendiamo in un esame chiromantico, chirognomico, anche la mano destra, quindi iniziamo dalla mano destra e terminiamo nella mano sinistra, quindi prendiamo in esame tutte e due le mani. Benissimo. Adesso appunto parliamo ancora di un argomento più interessante, che questo è a portata di tutti, quindi non occorre fare calcoli completi, ossia l'esame delle unghie. Le unghie si classificano nel modo seguente. Abbiamo unghie lunghe, temperamento artistico, idealismo, quindi sopportate, mentre le unghie corte, molto piccole corte, qui abbiamo un innato senso critico. Mentre sono cortissime, molto ma molto piccole, qui abbiamo un soggetto irritabile. Allora scusa, chi si mangia le unghie che le ha sempre cortissime? Ecco, qui si mangia le unghie, è un temperamento innanzitutto che è qualche stimolo di compensazione, quindi esiste qualche particolare forma nevrotica in essa, perché l'onicofagia, appunto il termine di mangiarsi le unghie in termine scientifico, è un disturbo puramente nervoso, un disturbo puramente psichico, quindi è un vizio si chiama, ma nel vizio si nasconde anche un particolare complesso psicologico, quindi un senso di colpa, un'introversione, ma neanche introversione, c'è un innato senso di colpa, quindi un pensiero che lo tormenta, una delusione, quindi è sempre una malattia di origine nervosa, una forma nevrotica più che vizio, insomma, chi si mangia le unghie. Io dico adesso per natura chi ha le unghie cortissime trovano questo stato di cose, mentre le unghie ben bombate, grosse, denotano debolezza fisica o anche un periodo di malattia. Quando noi ci troviamo ogni tanto con le unghie che sono striate, con delle righe orizzontali, ogni tanto, anche e soprattutto nelle unghie dei piedi, ma più che altro capita anche nelle mani, cos'è questo qui? Non è nient'altro che una forma febbrile. Noi in un particolare periodo, che con un semplice calcolo si potrebbe anche stabilire quando, abbiamo superato una crisi febbrile molto intensa, magari che non ce ne siamo accorti, ed ecco che viene questa striatura in rilievo sulle unghie delle nostre mani, poi in qualsiasi dita delle nostre mani. Poi, questo quando sono orizzontali, quando invece sono verticali per lungo? No, dunque potrebbero sempre trattarsi di crisi febbrili, ma poi sarebbe importante vedere anche il colore delle unghie. Per esempio, quando noi abbiamo le unghie colorate color marrone, le unghie colorate color marrone stanno ad indicare che il soggetto soffre di una particolare malattia intestinale, quindi potrebbe essere un'intossicazione anche particolarmente a livello di intestini, mentre se le unghie sono bluastre, questo penso che tutti lo sappiate, sono problemi abbastanza seri a livello cardiocircolatorio, quindi abbiamo dei problemi circolatori. Quando spesso e volentieri ci capitano di vedere delle unghie con puntini bianchi, quindi quei puntini bianchi che ogni tanto appaiono, cosa stanno a indicare? Che il soggetto sta attraversando un periodo di stanchezza,
ma che soprattutto ha bisogno anche di una cura ricostituente, ha bisogno più che altro di una cura soprattutto di calcio. Mentre quando abbiamo le unghie spezzettate, cioè che si spaccano facilmente, qua ci troviamo di fronte a di irregolarità a livello di arterie, quindi dei disturbi funzionali di circolazione sanguigna. Quindi le unghie vedete che stanno a darci anche una forma di diagnosi. Uno specchio della salute. Uno specchio della salute. Quando sono rosa forte, rosse quasi, e soprattutto quando si abbinano queste unghie rosa, color rosa intenso, a mani sudate, calde, umide, sudate, queste mani sudate prevengono una cosa sempre e continuamente, stanno a indicare disturbi broncopolmonari in forma abbastanza grave. Mentre quando le mani sono sudate così sporadicamente una volta ogni tanto, calde, sudate ogni tanto, si sta a rappresentare una forma di nervosismo, quindi abbiamo un rialzo della tensione nervosa, quindi abbiamo un nervoso molto ma molto intenso, quindi un carattere emotivo, un carattere nervoso, quindi, e lì si scarica questo nervosismo, questa forma particolare si scarica appunto attraverso la mano calda, la mano sudata, e questo è indice appunto di nervosismo. Mentre, come dicevo, le mani caldissime, spesso e volentieri, continuamente, giorno e notte, abbinate ad unghie color rosa, lì sta a indicare disturbi broncopolmonari molto ma molto gravi. Ancora dicevo, sempre per le unghie, per esempio sempre con i puntini bianchi, oltre alla stanchezza, a stress, devo sempre mettere in risalto che può esistere anche un temperamento nervoso, un temperamento labile. Quando abbiamo delle mani molto ma molto piccole, in cui ci troviamo delle unghie molto grosse, abbozzate grossolanamente, che alla radice sono piccole, poi si allargano e sono molto lunghe e grosse e mani piccole, lì ci troviamo di fronte a persone che soffrono di disturbi della tiroide, quindi della funzionalità della tiroide, e che appunto si esplica sull'attività delle unghie e delle mani. Quindi vedete che le mani ci offrono questo specchio completo di valutazione dello stato patologico di un soggetto particolare. E questo quindi è la prima, si può dire, la prima prassi per iniziare questo discorso della chiromanzia o della chirognomia. Poi è molto interessante anche conoscere i tipi di mano, perché noi vediamo che ci sono mani grosse, ci sono mani piccole, ci sono mani lunghe, e possiamo dire che le mani sono caratterizzate dalla loro forma e si classificano nel modo seguente. Abbiamo la mano elementare, che è una mano abbastanza infrequente, poi abbiamo la mano quadrata, la mano conica, la mano a spatola, la mano a punta, la mano mista e la mano filosofica. Quindi in tutti gli individui possiamo trovare tutti questi tipi di mano. Ma vediamo quindi qual è più che altro, come posso dire, il relativo insegnamento che ci porta la chiromanzia della mano elementare. La mano elementare si conosce facilmente dal pollice corto, il palmo largo, le dita grosse e corte. Il complesso ha un aspetto rozzo ed è rigida e anche goffa. Qua è indizio di scarsa intelligenza e soprattutto di forti istinti brutali. Fortunatamente questo tipo di mano è molto molto raro, tranne che fra le tribù primitive. Infatti in certe tribù primitive, ormai questo è scientificamente approvato, troviamo questo tipo di mano particolare, che è la mano elementare ed è una mano infrequente. Poi abbiamo la mano quadrata, ossia quella che è facilmente riscontrabile. Quella del pugile? No, è quella del lavoratore, della persona pratica. Quindi una persona meticolosa, una persona ordinata, una persona pratica ha la cosiddetta mano ordinata oppure mano quadrata. In realtà è piuttosto rettangolare nel suo complesso, ma il palmo della mano è quadrato. E così pure la punta delle dita. E tu, Cesare, com'hai la mano? Quadrata? Qual è quella più bella lì? È quella filosofica, che adesso parleremo. Filosofica. E io ho la mano filosofica. Ecco, benone, vedi, tutto a posto. Le persone che hanno queste mani simili vogliono che tutto sia organizzato secondo piani specifici, sono impetuose e decise a fare tutto quanto è necessario per guadagnarsi la vita e trovare logicamente la felicità. Ecco, io direi che proprio sembra la mia mano. Sì, vedi, ho detto io. Ma anche la tua, un po'. La mano dei lavoratori. La mano dei lavoratori. Poi abbiamo la mano conica, che sta a indicare ispirazione. La mano conica si restringe dalla base fino alla punta delle dita. Ogni dito è affusolato fino alla punta ovale.
È il tipo appunto la mano dell'ispirazione ed è tipica di persone esuberanti che dimostrano con molta evidenza il loro amore per l'arte. Queste persone sono amanti della compagnia e sono assai socievoli, devono essere incoraggiate però a mettere in pratica le loro idee. Questo tipo di mano li troviamo facilmente rintracciabili nelle persone che sono un po' chiuse se stesse, nelle persone un po' introverse e anche molto portate a forme di timidezza particolare. Poi abbiamo ancora la mano a spatola, questa anche qua è una mano che si riscontra facilmente e che è chiamata anche mano energica. La mano a spatola rappresenta una persona molto attiva. L'apparenza di questa mano dà in complesso l'idea di una spatola, quindi vista le unghie sembrano proprio delle varie spatole. Ve ne sono più di due tipi, una col palmo più largo al polso che alla base delle dita. L'altro tipo è viceversa, più largo nella parte superiore e più stretta al polso. La punta delle dita, pura spatola, e la mano si allarga a ventaglio. Indica grande attività e si può osservare in ogni categoria di lavoratori, dall'artigiano e anche dall'artista. Un lavoro energico, oppure un lavoratore, un operaio energico, può anche essere un asso nello sport. E qua, appunto, tu dici dei pugili, i pugili, questa grande maggioranza, hanno appunto, gli sportivi in genere, hanno la cosiddetta mano energica, la mano a spatola. L'architetto può avere anche idee rivoluzionarie, ma vi è sempre un impulso di attività, di fare qualcosa di più, di essere soprattutto originale. E poi abbiamo un'altra mano, quindi vedete quanti tipi di mano sono riscontrabili, quindi per un buon chiromante, uno che appunto pratica questa attività, deve essere a conoscenza di tutte queste mani e soprattutto della relativa spiegazione, della relativa interpretazione. Abbiamo poi la mano a punta, che è chiamata anche mano idealistica, è chiamata ancora mano psica. Nella sua forma più pura le dita terminano a punta, quindi coloro che hanno le dita terminanti come a punta, a lancia, la mano è lunga, stretta e sottile, è indizio qua di una mente intuitiva e anche dall'idealismo pure proprio. Negli estremisti della filosofia e dei culti religiosi si possono trovare tali mani e si possono anche diventare dei veri martiri per le loro idee. Quindi persone che si fissano su una determinata azione, un determinato pensiero, estremisti o anche ordinari di culti religiosi, abbiamo questo tipo di mano, così chiamata appunto mano psichica. E poi abbiamo ancora la mano mista o mano adattabile. La maggior parte delle mani ha caratteristiche miste. Una mano quadrata può avere 2 o 3 tipi di dita, quella spatola può averne di 2 di diversi tipi. Quindi ci troviamo una mano un po' disordinata, mo con le dita a punta, mo con le dita a spatola, mo rettangolari. Quindi è necessario in questo caso analizzare attentamente le dita, poi riunire le osservazioni tratte. L'indicatore è il pollice. In questa mano, se è quadrato, ad esempio il pollice, lo spirito pratico modificherà o regolerà l'idealismo che potrebbe trovarsi in un indice a punta oppure in un anulare a spatola. In questo modo diagnosticare la relazione del pollice e le altre dita con i problemi di una data mano. Quindi l'unica cosa è quella di analizzare il pollice al primo colpo che noi vediamo questa particolare mano. E poi abbiamo appunto la mano filosofica, che è l'ultima, che è un'antica classificazione delle mani, che in realtà sono quadrate o coniche, ma hanno dose alle giunture di tutte le dita. La mano filosofica è una mano lunga, scarna e magra, che rappresenta il pensatore, colui che vaglia accuratamente ogni determinato argomento. Quindi quelle persone pensierose, quelle persone portate ai pensieri, come te penso io, no? Che ti ho associato a questo tipo di mano, troviamo appunto la mano filosofica, questa mano un po' allungata. Molti eruditi hanno questo tipo di mano, le punte delle dita possono essere quadrate o anche coniche indifferentemente e appartengono comunque a uomini e donne di cultura. Quindi tutte quelle persone, uomini e donne di cultura che sono un qualcosa della cultura, hanno questo tipo di mani e questo è facilmente rintracciabile. Ecco, adesso io ti faccio una domanda. Sì. Stiamo in tema, no? Sì. Fra pochi giorni sai che cosa succederà, forse Sì. anche una rivoluzione, Sì. sotto il profilo buono, Sì. sotto il profilo della democrazia del voto. E la mano politica? Ecco, la mano politica noi possiamo trovare, infatti io personalmente ho avuto modo di controllare delle mani di politici, anche, non mi vergogno a dirlo, ho diversi esponenti politici che si rivolgono a me ogni tanto. Non diciamo il partito. No, assolutamente, no. Si rivolgono a me ogni tanto e ho avuto modo di constatare personalmente appunto le mani di questi personaggi e posso dire che la stragrande maggioranza di queste persone portate alla politica, nel vero senso della parola, professionisti parlo, e non un semplice così attivista, un semplice magari
persone professionisti in politica, io ho riscontrato che hanno appunto la cosiddetta mano filosofica, ossia tutti, la stragrande maggioranza, hanno quelle mani un po' allungate, nodose, quindi mano molto allungate, che sono tipiche delle persone di cultura, delle persone pensatrici che pensano di rinnovarsi, pensano di farsi un qualche cosa, insomma sono alla perenne ricerca di un qualcosa di determinato, e ho visto che hanno appunto questa mano filosofica. Quindi diciamo che c'è una grande maggioranza dei politici, anche se poi non vanno al Senato o alla Camera, che hanno queste tendenze particolari. Che però, secondo la lettura della mano, diciamo che una grande maggioranza sono anche delle persone... Ecco, vorrei premettere un'altra cosa, che non solo la forma della mano sta a indicare che un soggetto è portato alla politica o che è portato alle scienze o all'arte, no. Noi dobbiamo vedere anche le linee, che poi parleremo, che anche le linee logicamente sono di fondamentale importanza per l'interpretazione e anche per prevedere il futuro di una persona. Quali sono le linee? La fondamentale, la più importante è la linea di vita. Poi abbiamo... io direi scusa Giulio, parliamo oggi magari della linea di vita, e poi le altre linee le lasciamo per domenica prossima. Sì, ben certo, dici, no? certo, anche perché qui già il tempo abbiamo... scorre, il tempo scorre. Sì, allora quindi la linea di vita, vediamo qual è questa linea di vita particolare. La linea di vita inizia proprio sotto il pollice, sotto l'indice, sotto la base dell'indice, e va a terminare sotto la base del pollice. Questa qua è la cosiddetta linea della vita. Quindi la linea della vita inizia più o meno a metà strada fra il pollice e l'indice, poi si incurva attorno all'area del pollice e termina normalmente alla base del pollice o vicino ad essa, dove poi si congiunge al polso. Questa linea indica la vitalità e anche l'energia che una persona può consumare durante tutta l'esistenza. Più ampia è la curva della linea, più intensa è l'attività, specialmente quando la linea non è interrotta. La curva ampia è pure indice di insolita forza fisica. Se la linea di vita, quindi questa linea, noi per esempio esaminiamo la mano sinistra, comincia molto in alto, accanto all'indice, rivela una personalità dominata da una grande ambizione, che non si lascia facilmente scoraggiare dalle varie contrarietà o anche dalle delusioni. Se questa linea si unisce a quella subito immediata che è sopra, e questa qua si chiama linea della testa, sempre linea della vita, indica una normale attività, progetti costruttivi subordinati da una buona dose di cautela. Quando le linee della vita e della testa sono leggermente separate, quindi abbiamo visto che la linea della vita è questa qua, quella sopra, subito sopra la linea della vita, è quella chiamata della testa. Quindi quando sono separate è segno di un temperamento energico, capace di affrontare ogni eventualità della vita. Perché ridi, Cesare? No, rido perché adesso io manderò di corsa la pubblicità, e verrò di là con la mia mano. Ah, va bene. Quindi magari perché il discorso delle linee è un po' lunghetto. Poi ancora dalla linea della vita possiamo vedere gli incidenti in cui ci troveremo, in cui affronteremo i pericoli di vita, e addirittura si può anche vedere quando si andrà all'altro mondo, come si suol dire. Addirittura si riesce a vedere se una persona, chiromanticamente parlando, si riesce a vedere più o meno la durata della vita e come, in che modo morirà. Quindi si può diagnosticare subito se una persona morirà attraverso l'esame sommario della linea della vita, se una persona morirà magari anche in disgrazia, o morirà in un incidente, o morirà per malattia. E in quale periodo, non si può dire l'età esatta, ma si può dire magari dai 50 ai 55 anni o dai 55 ai 65. Quindi possiamo avere un margine di tempo e siamo certi e sicuri che queste persone sappiamo di cosa moriranno. Ecco, ma siamo proprio sicuri, però diciamo che c'è anche una probabilità che questo non sia veri. Ma guarda, io ti dico subito che parlando scientificamente abbiamo esaminato dei calchi di persone morte, abbiamo fatto le persone morte questi calchi a titolo di studio e di ricerca nei centri parapsichici di qua e di là per vedere se la chiromanzia è una scienza così psichica, ossia c'è un'intuizione. Abbiamo constatato dietro proprio la tradizionale chiromanzia che effettivamente in tantissime persone si è riscontrato la veridicità dei fatti, ossia quando un chiromante diceva questa persona per esempio morirà per suicidio, si suiciderà, quella persona moriva per suicidio. Noi possiamo riscontrare che quando la linea della testa, quello che abbiamo parlato adesso, che è subito sopra la linea della vita, scende verso il polso, quindi in linea retta, va sotto il polso, quindi giù cade proprio in linea dritta, quasi lì, ci troviamo di fronte a una persona che prima o poi si suiciderà, quindi si ammazzerà da sola.
Questo... Va bene, con queste bellissime notizie. Sì, comunque è meglio cambiare discorso. Ecco, io direi che a questo punto diamo appuntamento ai nostri ascoltatori. Sì. Dopo questo momentino di pubblicità, sì. E naturalmente il 2196 per chi chiama, anche se abbiamo già diverse richieste, e preghiamo di chiamare in diretta. Alle 8 di sera. Sì. E vorrei sapere anche per mio marito. Sì. Il 19. Sì. 10:55. 55. E poi, siccome ho una bambina. Signora, dobbiamo prendere solamente 2 nominativi per volta. Ah, buono, allora. Perché abbiamo esigenze, purtroppo il tempo corre, capisce? Abbiamo diversi radioascoltatori. Sì. Ha qualche problema particolare da sapere? Beh, io vorrei sapere in generale, poi praticamente più un po' sulla salute. Salute, va bene. Salute e lavoro, grazie. Va bene, a lei buongiorno. Buongiorno. Di passare ad altre telefonate eventualmente, oppure diamo risposta? No, io direi di cominciare a dare risposta perché siamo già pieni di cosine lì e naturalmente bisogna dar spazio in maniera particolare alle persone che ci hanno scritto, che ci hanno inviato delle lettere. Ecco, quindi... E a questo proposito io farei una raccomandazione, sì. Di scrivere qui a Radio Stereo Carnia, a Giulio Croatto, Leggi il tuo futuro, comunque qui a Radio Stereo Carnia, in maniera che queste naturalmente dovranno avere la precedenza, perché sono delle persone che se scrivono hanno veramente non bisogno, comunque desiderio che gli venga fatto. Volevo aggiungere una cosa, io Cesare, me lo permetti, sì. Tante persone mi hanno scritto personalmente in privato a casa mia. Benissimo. Per dei problemi loro personali. Io cercherò di dare risposta entro 10-15 giorni, quindi cercate di non avere premura, ma senz'altro poi vi darò risposta a tutti, perché ogni giorno purtroppo ricevo dalle 30 alle 40 lettere per giorno e purtroppo ho dei collaboratori, ma i casi personali li devo vedere io, quindi abbiate pazienza, ma senz'altro tutti poi avranno risposta. Ecco, naturalmente le lettere si possono inviare anche a Giulio Croatto, sì. Via Principale 66 33040 Attimis Udine. Il mio telefono è il 789 000 0432, il prefisso. Quindi diamo lettura di queste lettere. Ci scrive una signora: complimenti per il tema indovinato della trasmissione, di grandissimo interesse. Come tante persone, anch'io come tante persone chiedo il responso per il mio futuro. Abbiamo Giacomina, nata il 12 del 4 1956, Elmira, 29-12 del 22, e Albano, bellissimo nome, nato il 16 gennaio 1943. Quindi vediamo un po' in generale ciò che l'astrologia, ciò che la cartomanzia più che altro, perché qua per fare un oroscopo mi vorrebbe qualche oretta, quindi è impossibile tracciare un oroscopo generalizzato, quindi interpreto un po' i tarocchi che ho qui presenti davanti a me. Quindi per Giacomina, cartomaticamente parlando, nata il 12 aprile del 1956, tipica arietina, le carte posso dire che per il momento sono in forma abbastanza neutrale, quindi non ci sono carte contrastanti o carte negative. Per quanto riguarda la salute in linea di massima è abbastanza buona, quindi non vedo particolari problemi di salute intensi, però vedo in Giacomina una forte carica di emotività, vedo che è una donna molto portata alla sensibilità, più che altro alla emotività, è una donna un po' chiusa in se stessa, quindi non escludo che ci sia stato anche qualche vecchio rancore, qualche vecchio trauma psicologico in passato che le abbia creato questo stato di chiusura, di riservatezza un po' psicologica. Quindi per il prossimo futuro cosa posso dire? Che a livello di salute io premetto che faccio le carte con il valore di 4 o 5 mesi, quindi non di più, non per anni. Per i prossimi 4-5 mesi grossi problemi di salute non ne vedo. Per quanto riguarda eventualmente il lavoro, settore occupazionale, per il momento purtroppo non vedo dei rinnovamenti. Quindi se attualmente Giacomina sta lavorando, tutto bene, mentre se in attesa di un lavoro non vedo grossi rinnovamenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non so se si è sposata la Giacomina, e questo io gradirei da voi sapere se siete sposate più o meno o no, e questo perché può implicare anche un po' sulla veggenza. A livello sentimentale vedo che c'è qualche piccolo tormento, quindi se sposata vedo che senz'altro potrebbe esserci uno sgravio di carattere fra lei e suo marito, mentre se non è sposata sta attraversando un periodo leggermente nebuloso, un po' contrastato, che sta creando qualche piccolo pensiero. Comunque nulla di brutto, nulla di negativo, è un responso abbastanza improntato in forma normale. E c'è una telefonata? Sì, pronto? 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 La signora ci vede, non è caduta la linea. Vediamo, pronto? Vediamo Niente. se riesco a reperire. Sì, io vado avanti con i responsi. Dunque, per Elmira, 29 dicembre 1922.
La Elmira, nata il 29 dicembre del 22, è un tipico segno del Capricorno. Il Capricorno quest'anno avrà dei problemi, più che altro dopo una certa età, quindi a livello di suo signore, dei problemi a livello di salute. Vediamo comunque le carte cosa ci stanno ad indicare in modo più preciso. Per quanto riguarda la situazione generalizzata, cartomanticamente parlando, la situazione è abbastanza improntata sulla normalità. Probabili problemi di salute o alle vie circolatorie o alle vie epatiche, quindi problemi o di fegato o a livello circolatorio, e questo qua si faranno sentire in modo molto più intenso e più massiccio, senz'altro verso il giorno 20 di questo mese, quindi avremo dei problemi in quelle particolari sfere, per cui sarebbe interessante, sarebbe di molto consigliabile, magari in quel periodo, quando si accuseranno questi disturbetti, che non saranno poi disturbi tanto intensi o tanto gravi, ma che logicamente daranno un certo fastidio, magari di cominciare ad iniziare una buona cura prescritta dal proprio medico di famiglia. A livello di famiglia molta prudenza, signora Elmira, per quanto concerne una donna che dovrebbe avere un'apparente età di 54-57 anni al massimo, una donna che potrebbe essere anche vedova o separata, quindi un qualcosa che vedo attorno a lei, che potrebbe crearle dei stati di pensiero, dei fastidi, una persona un po' falsa, perché vedo attorno a lei dei contrasti, delle falsità. Quindi qualche piccolo contrasto senz'altro provocato, se è sposato intendo, se è sposato qualche piccolo contrasto più che altro a livello di dialogo, tutto provocato però da una scompensazione di caratteri, quindi dei caratteri un po' distaccati l'uno dall'altro. E andiamo avanti sempre con le varie richieste di lettere. Abbiamo la Sonia 13 11 64 che mi chiede se per una unione particolare, se appunto lasciare oppure perdere. Cara Sonia, nata il 13 11 64, per dare un'esatta veggenza completa dovrei conoscere anche i dati di Stefano. Comunque vediamo cosa dicono le carte a livello un po' tuo, specie sul settore sentimentale. Quindi cara Sonia, posso dire che la tua salute per il momento è abbastanza buona, quindi non vedo particolari intoppi per il momento, e così dicasi anche per un prossimo futuro. A livello di lavoro, a livello forse anche di scuola, piccoli contrasti, forme di contrasti. Comunque vedo che tu hai un carattere un po' birichino, come si suol dire, un caratterino un po' particolare, e questo carattere potrebbe un po' compromettere la situazione sentimentale. Cosa posso dire per un prossimo futuro, cara Sonia? Che vedo purtroppo delle nuvolette un po' nere, forse già adesso c'è qualche forma di inizio temporale nel tuo settore dei sentimenti, quindi sarebbe opportuno valutare il proprio carattere e magari anche quello del partner, magari parlarci sopra, vedere cos'è che crea questo stato di cose. Comunque magari se puoi ritelefonare, magari la prossima domenica, e mi dai anche i dati di Stefano, sono ben lieto di darti la situazione sentimentale al completo per vedere se questa unione sarà duratura oppure no. E passiamo ad un'altra signora, nata il 28/4 1930, signora Maria, un segno tipico che è quello del Toro, un segno abbastanza favorevole per questo 1985. A livello di salute la situazione generalizzata si presenta sotto un auspicio in massima neutrale, ossia non abbiamo né una cattiva salute ma neanche tanto buona. Non escludo che questa signora abbia a che vedere con dei problemi di salute, però dei problemi di salute che si trascinano dietro, quindi qualcosa che ha a che vedere magari con disturbi cronici o qualcosa di simile, e questo crea un certo stato di pensiero, ma comunque non vedo malattie o malanni gravi. Dei contrasti purtroppo anche in famiglia, contrasti non intensi fortunatamente, ma dei contrasti anche qua di dialogo, forse di mancanza di qualche cosa in famiglia, quindi dei contrasti forse anche con i figli o qualcosa di simile che creano. La signora Maria, che è una donna un po', come posso dire, un po' chiusa, molto sensibile, soprattutto può creare degli attimi di spossatezza, anche, scusate ma la voce ogni tanto fa i capricci, può creare anche degli attimi un po' di pensiero o qualcosa di simile. Cosa dire per un prossimo futuro? Che situazioni brutte, come ho detto, contrastanti non ce ne sono, delle novità in arrivo riguardanti o il denaro o riguardanti il lavoro, che le daranno un certo margine di pensiero, quindi notizie molto minimi, molto futili, ma che daranno lo stesso un margine di pensiero o un qualcosa di simile. Del resto altre carte particolari, quindi degne e tali da farne menzione, in questa panoramica cartomantica non ne vedo.
Ecco, io direi Giulio a questo punto, dato che si è liberato il telefono, 2196, come sei tu lì con Sì, io dovrei dare responso? solamente un responso di Ecco, oggi quindi telefonico. chi chiama Sì. gli diamo, può anche eventualmente, se desidera, fare anche due parole con te. Sì, beh, certo, Ecco, certamente, allora certo. 2196 per essere in compagnia con il parapsicologo Giulio Croatto. Dunque, allora per la signora Mara, nata il 27/5/1953, e per il marito, nato il 19/10/1955, che mi chiede responso un po' generalizzato di tutto il settore, soprattutto a livello di salute. Gentile ascoltatrice Mara, la situazione generalizzata si impronta ad un livello abbastanza normale, quindi non vedo carte negative o carte contrastanti. Cosa dire per la salute? Per la salute sia in lei sia in suo marito la vedo abbastanza armonica, però abbiamo, come dico in altre emittenti private, se magari penso che voi ascoltiate altre emittenti private, dico non è la salute fisica che tocca, ma bensì quella psicologica. Lei, signora Mara, sta attraversando un periodo un po' particolare, fatto di tensioni, di abbattimenti, perché no anche di prostrazione. Questi problemi, più che altro psicologici, non fisici, fortunatamente, hanno a volte anche ripercussioni sul fisico, quindi ecco stanchezza, ecco magari spossatezza, magari non decifrabili, ma che sono causate dai problemi. Vediamo quindi quale è l'origine di questi problemi. A livello sentimentale, quindi la compatibilità fra le affinità fra lei e suo marito, cartomaticamente anche a livello di astrologia, posso dire che il discorso è abbastanza normale, quindi ci sono due caratteri molto distaccati, perché abbiamo due segni zodiacali molto distaccati, ma che creano qualche piccolo intorpidimento, quindi abbiamo difficoltà forse nel contatto, nel dialogo, due caratteri molto separati che creano questo stato di barriera. Quindi per il marito la salute è abbastanza ottimale per il momento, problemi di origine finanziaria o problemi di origine occupazionale sempre per suo marito, quindi avremo anche qua l'inizio di problemi a carico delle finanze, quindi delle tasche personali, del proprio bilancio familiare o anche qualche crisi nel settore del lavoro o della produzione, quindi avremo un qualcosa che toccherà questo particolare settore che adesso è di fondamentale importanza. Per lei, signora Mara, vedo in previsione questo prossimamente, vedo dei problemi di salute di una persona di famiglia, però vedo dei problemi abbastanza seri, quindi non bruttissimi, quindi non andiamo sul tragico, ma dei problemi di salute di una persona di famiglia. Comunque verranno senz'altro risolti, ma occorrerà un po' di tempo, quindi questa è la situazione generalizzata e abbastanza normale. C'è una telefonata? Sì, Sì, pronto? Buongiorno signora. Mi dica. Pronto? Sì? Ecco, puoi dirmi, sai? Ecco, con chi hai parlato prima? Prima hai parlato con me, e adesso sei in linea con Giulio Croatto. Ah, bene. Ecco, mi dica tutto. Però non mi manda in diretta. Siamo già in diretta. Boh. Parli pure che ascoltano tutti. Niente, volevo sapere solo se la vita futura riesce a invecchiare con Stefano oppure no. Sì, Giulio, Sonia? Quella ragazza di prima, Sì. per quella, hai la data di nascita? Mia? No, tua, quella di Stefano. Ecco, Hai. vedi cara Sonia, mi serve per fare l'interpretazione più approfondita, devo appunto conoscere la data di Stefano, perché altrimenti è impossibile tracciare una veggenza, capisci? Comunque io ho già fatto il tuo responso, è un responso abbastanza buono, però ho detto che dovresti cambiare un po' il tuo caratterino, perché tu hai un caratterino un po' particolare, vero? Pronto? Sì. È un caratterino a volte un po' pretenzioso, che pretende magari un po' anche l'impossibile, è vero? Come? A volte pretendi un po' anche l'impossibile, c'è un caratterino un po' dedito alla, come si può dire, alla pretenziosità, è vero? Un carattere molto buono, un carattere anche riservato, molto sensibile, però ogni tanto magari, non so, vorresti raggiungere la luna, ma questo è un po' impossibile, vero? Sì. Del resto la tua salute è abbastanza buona, non ci sono cose brutte come ho detto prima, vedi? La situazione è abbastanza buona, però con Stefano io dovrei conoscere, non sai quando è nato, il mese che è nato, No. o che segno sia, non sai neanche il segno. No. Mamma mia, allora avere un ragazzo così, non conoscere niente del suo segno, sarebbe opportuno magari lasciarlo sul serio, Perché due fidanzati, due ragazzi che si vogliono bene, dovrebbero conoscersi il segno l'uno l'altro, penso io. Sì, ma l'ho appena conosciuto. Ah, l'hai appena conosciuto? Ma bisogna vedere, capisci? Bisogna vedere un po' la data di questo ragazzo, magari la prossima domenica tu ti informi, indaghi in modo più approfondito, dici Stefano, dammi la data zodiacale che c'è il mago croato a Radio Stenocarnia che deve farmi l'oroscopo. Va bene?
Ti saluto. Ciao. Ciao. Quindi 21.96, eventualmente le linee telefoniche sono libere ancora per circa 10 minuti, poi arriveremo alla conclusione di questo programma. Chiedi il tuo futuro in palinsesto. Quindi torno a ripetere l'avviso, quelle persone che desiderassero avere delle consultazioni possono scrivere qui a Radio Stereo Carnia, quindi per ricevere degli responsi. Se avete casi privati o casi personali che logicamente c'è una telefonata, sì, pronto? Sì, vorrei chiedere, qui sono Francesco, sono nato il 30 del 12 del 45 e vorrei sapere un po' come andrà in futuro. Va bene Francesco, è sposato? No. Niente, non sposato? Va bene, buongiorno. Ecco, quindi tornavo a ripetere, se avete problemi personali, problemi gravi, potete scrivermi direttamente a casa mia che io vi risponderò, perché logicamente certi problemi personalissimi è meglio non spanderli al pubblico come si suol dire, no? Beh sì, potete scrivermi direttamente a casa mia e io privatamente sempre vi darò risposta. Torno a ripetere il mio indirizzo, Giulio Croato, via Principale 66, 33040, Attimis, Udine. Quindi vediamo per Francesco cartomaticamente cosa salta fuori. Dunque, vedo innanzitutto che Francesco ha un carattere un po' portato, un po', come posso dire, alla neanche timidezza, un po' la chiusura in se stesso, c'è un po' di paura di fare dei passi avanti, perché avrebbe tutte le prerogative necessarie per fare dei passi avanti, intendo sia a livello sentimentale, sia a livello sociale, sia su diversi campi, ma c'è una paura un po' chiusa, una richiusura personale in lui stesso che le comporta questo blocco ad agire. Sulla salute non vedo particolari problemi di salute per il momento e così dicasi per un prossimo immediato futuro. A livello di lavoro, di occupazione, per il momento vedo qualche nuvoletta non tanto buona, quindi nuvolette temporalesche, nuvolette un po' nere, un po' cupe, che danno un certo margine di fastidio. Mentre vedo però questa in previsione, un riassestamento della situazione di lavoro, quindi un qualcosa che dovrà darle un certo margine di soddisfazione. Quindi se attualmente lei lavora, non dico che ci sia un cambiamento, ma avrà o un riconoscimento o qualcosa di simile. Mentre se sta attendendo lavoro e disoccupato, vedrà che non passeranno 4 mesi che lei si troverà con qualcosa, quindi o una proposta di lavoro, un'offerta di lavoro, un qualcosa che le creerà, le darà un certo margine di soddisfazione. A livello di, cosa posso dire, a livello sentimentale anche qua vedo nuvolette temporalesche, ossia il suo carattere, come dicevo prima, le creano questo stato di situazione, di contrasto, quindi c'è un po' di inibizione, un po' di paura, forse un po' di timidezza in questo particolare settore. Non escludo che ci sia stata una relazione in passato che l'ha creato un certo turbamento, quindi una relazione che però poi si è conclusa, non so se sia stata una delusione intensa, quindi per vedere queste cose qua occorrerebbe un dialogo a tu per tu, a quattro occhi, quindi perché oltre ad avere il tempo minimo a disposizione, queste veggenze sono da prendere un po' così, non con estrema certezza, però vedo delle carte in passato che hanno creato un certo margine di fastidio. Comunque vedo che anche qua senz'altro le cose dovrebbero poi mettersi e rientrare poi nella norma. Anche qua, signore Francesco, guardi che ci sarà una persona di famiglia, quindi una persona legata da vincoli di parentela molto, molto intensi e molto vicini, che avrà dei disturbi di salute e questo lo vedo in previsione imminentemente. Quindi altre carte particolari degne da fare menzione non ne abbiamo. E vediamo sempre qua uno scritto per Nadia, 6 gennaio 1959, che è sposata con 2 figli e vi chiede sulla salute. Quindi sulla salute di Nadia, sotto il segno del Capricorno, quindi il Capricorno quest'anno avrà dei problemi un po' particolari di salute e già adesso cominciano a farsi sentire, comunque problemi non gravi, vediamo comunque cosa ci dicono le carte. Dunque, posso dire, cara Nadia, che la situazione salute non è che sia brutta, non è che sia negativa, non è contrastata, però abbiamo alcuni problemi in vista, in previsione. Quindi non escludo che tu recentemente abbia avuto qualche problema di salute, che poi è stato, quindi abbiamo avuto un ristabilimento, ma adesso vedo nuovamente un po' il crollo, come si suol dire. Torniamo nuovamente ad avere dei disturbi di salute, queste sono in previsioni. Quindi nulla di brutto come dicevo, ma vedo che ci sarà nuovamente un qualcosa che creerà un certo turbamento, quindi una cosa che durerà molto poco, quindi non durerà a lungo, ma che lo stesso darà un certo margine di pensiero, di turbamento. Cosa posso dire, cara Nadia? Quindi la situazione salute, come dicevo, è abbastanza rientrante nella norma, solamente occorrerebbe un po' di più controllarsi.
Sempre per quanto riguarda il Capricorno, posso dire che potrebbero esserci, oppure anche nel tuo segno, dei problemi a livello ormonale, perché vedo dei disturbi a livello ormonale, e questo dei disturbi un po' particolari, per cui sarebbe magari indispensabile consultare un buon medico di famiglia o anche fare una serie di analisi. Comunque non preoccuparti che non vedo carte negative o carte contrastanti. Quindi eventualmente io direi di passare alle ultime telefonate, se ci sono in attesa, mi pare che ci siano in attesa. Sempre all'ascolto di Radio Stereo Carnia. Sì, pronto? Pronto? Buongiorno. Io sono Anna e sono nata il 6 dell'11/1941. 11:41. È sposata, signora? Va bene, vuole sapere qualcosa di particolare? No. Un po' in tutto? Va bene, signora. Buongiorno, signora. Buongiorno, grazie. A lei buongiorno. Quindi vediamo alla Anna, nata il 6 del 11, quindi abbiamo un segno particolare che è il segno dello Scorpione, un segno abbastanza positivo per questo 1985. Situazione generalizzata, gentile signora Anna, che si impronta ad un livello di neutralità. A livello di salute per il momento abbastanza buona. Attenzione signora Anna, attorno al giorno 20, 21, 22, quindi 3 giorni di questo mese, occorrerebbe un po' tapparsi in casa, come si suol dire, perché abbiamo delle influenze leggermente contrastanti sulla sua data di nascita, quindi un po' di prudenza in quel periodo occorrerebbe, quindi attenzione agli spostamenti, attenzione alla guida, magari controllare un po' le faccende di casa anziché uscire, quindi 3 giorni che anche a livello di bioritmo, adesso ho trattato anche bioritmicamente la sua data di nascita, stanno a indicare particolari problemucci, ma che senz'altro verranno superati. Quindi salute nulla di brutto, attenzione a quei giorni, sentimentalmente parlando, in famiglia la situazione anche qua è in forma neutra, quindi a volte sarebbe interessante conoscere anche la data del marito o della moglie o appunto del fidanzato o della fidanzata per vedere quale questione esiste in famiglia, quale attrito, se è buono, se è male, se c'è unione o se non c'è unione. Qui così parlando un po' a livello un po' generico posso dire che la situazione sentimentale a mio avviso è abbastanza buona anche se in forma neutra. Probabili disturbi di salute di una persona di famiglia, in questo caso di una persona molto giovane, quindi non so se lei abbia figli o figlie, quello che sia, comunque avranno dei disturbi di salute, non cose gravi, ma che logicamente per un genitore un pensiero ci sarà sempre, quindi una margine di forma di pensiero c'è sempre esistente. Io direi di passare all'ultima telefonata di oggi. Pronto? Eventualmente. Pronto? Sì, parli pure. Buongiorno, parla Giovanni, sono nato il 5/9/48. 5. Sono uno scapolo impenitente. Scapolone. Per cosa di sapere qualcosa sul mio conto. Va bene, signor Giovanni. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Buongiorno a lei. Quindi vediamo per Giovanni, il nostro scapolone d'oro, come si è definito, 5/9/1948, ma ci sono tanti scapoloni qua, Cesare? Sì, e poi noto anche con piacere che ci sono anche molti maschi che chiamano e questo denota che effettivamente è un qualcosa a cui si crede. Io posso dire una cosa, a Radio Spazio 103 dopo 2 anni, io sì e no avevo avuto 7-8 consultazioni di uomini, resto tutte donne, però gli uomini poi hanno paura di farsi sentire alla radio, però mi telefonano al termine della trasmissione, oppure mi scrivono a casa mia mantenendo l'anonimato, oppure o mettendo il loro nome e mettendo quello di una donna magari, ma c'è questa paura innata in loro, non so per quale motivo. Comunque vediamo per Giovanni, 5/9/48. Salute per il momento è abbastanza buona, quindi non vedo cose brutte per il momento in visione. Carattere molto aperto al dialogo, circondato da gente abbastanza sincera, abbastanza cordiale. Vedo che Giovanni le piace l'amicizia, quindi le piace il dialogo, le piace il contatto, deve essere una persona molto aperta al dialogo, quindi una persona bonacciona, quindi non vedo cose brutte per il momento a livello di amicizie. A livello sentimentale abbiamo questa poca volontà di iniziare un rapporto serio a livello sentimentale e seppur tutti gli attributi non li dovrebbero mancare, a mio avviso, controllando un po' la situazione cartomantica. Per un prossimo futuro quindi a livello sentimentale non vedo grossi rinnovamenti, le amicizie ci saranno senz'altro anche amicizie femminili, amicizie abbastanza buone, quindi non negative. A livello di lavoro, signor Giovanni, grosse novità non ce ne sono, però guardi, verso il mese di giugno, luglio, quindi l'inizio dell'estate, lei sarà preso da un pensiero particolare, qui ci sarà un margine di pensiero, un fastidio particolare in merito al lavoro, non so cosa esso sia, o una proposta che lei dovrà valutare attentamente, comunque guardi, se questo lei si presenterà e dovrebbe presentarsi,
dopo 20 anni che faccio il cartomante, penso che ogni tanto azzecco. Quando si presenterà questa proposta lei l'accetti, perché sarà senz'altro una proposta molto vantaggiosa, quindi un qualcosa che toccherà il settore del denaro oppure anche della occupazione. E passiamo quindi all'ultimissimo responso di oggi preso dal nostro direttore Cesare Gobbo, di una signorina sola senza genitori, così si definisce, nata il 28/5/1931. Quindi per questa signorina sola la situazione generalizzata. Ecco, io direi Giulio, perché qui i telefoni oggi sono veramente saltati, direi che questo è l'ultimo responso, sì. Perché poi abbiamo altre cose, Sì. dobbiamo parlare anche un momentino di quel servizio che faremo all'1:30. Sì, che è molto interessante. Ecco, io direi di dare quest'ultimo responso e dopo parlare anche un po' di quel servizio che faremo alle 13:30. Sì. Dunque, per questa signorina la situazione generale si impronta ad un livello, come dicevo, neutrale. Per quanto riguarda la salute è abbastanza buona, però c'è una volontà all'abbattimento, come si può dire, è portata molto alla vedizione questa signorina del 28/5/31, è molto sensibile, quindi vedo che è molto emotiva soprattutto. A livello salute fisica quindi nulla di particolare, buona la salute per il momento e per i prossimi mesi, però abbiamo questo stato di situazione psicologica, di contrasto psicologico che può comportare a volte, come dicevo prima, alcuni intoppi, alcuni ostacoli. A livello di lavoro, di occupazione, gentile amica, non vedo purtroppo dei grossi rinnovamenti, quindi la situazione resta ferma ancora così per un bel po'. Per quanto riguarda le amicizie, occorrerebbe tenere anche qua un po' gli occhi ben aperti, perché vedo che lei, essendo una donna molto sensibile, quindi generosa, molto aperta, vedo che potrebbero esserci delle persone un po' approfittatrici, quindi occorre tenere gli occhi ben aperti, valutare in modo molto attento, molto meticoloso certe determinate persone. A livello generalizzato, a livello di altri settori particolari, quindi lei signorina, gentile amica, lei dovrebbe essere anche meno leggera, quindi meno portata un po' alla sventatezza, perché vedo che lei, come posso dire, commette un'azione e poi si pente di averla fatta. Quindi qua c'è un sintomo di leggerezza, che questa leggerezza potrebbe creare anche qua a volte alcuni inconvenienti, anche abbastanza intensi. Del resto carte particolari a mio avviso non ce ne sono. Vediamo a livello di bioritmo. A livello di bioritmo la situazione è abbastanza buona, ossia per tutto questo mese e anche per il prossimo grossi problemi non ne vedo in visione, quindi una situazione abbastanza rientrante nella norma, quindi molta attenzione, molta prudenza per quanto concerne le amicizie che sono vicine. Giulio, c'è ancora un foglietto che mi ero dimenticato di tirarlo fuori, è possibile? Ma io direi di farlo eventualmente la prossima volta, perché siamo già fuori orario e poi purtroppo devo scappare via di corsa adesso perché ho una conferenza a mezzogiorno e un quarto. Ecco, quindi... lo so che sei. Ecco, allora direi a questa signorina Antonella che domenica prossima sarà la prima. La prima, certamente. Va bene. Ecco, parliamo un momentino, sempre l'altra volta abbiamo parlato degli UFO, questa volta andiamo più, mi sembra, sul solido, sul concreto. Sul solido. Ecco, vuoi dire tu un po'? Ecco, ieri abbiamo avuto, si può dire, la prerogativa molto ottima, eccezionale posso dire, di avere ospiti a Radio Spazio 103 uno scienziato americano. Questo scienziato americano è un certo Thomas Mayer, mi pare, è un dirigente della NASA. No, della NASA, è dirigente della Rockwell, è un costruttore dei missili Pershing a testata nucleare, a testata atomica. Ebbene, ieri è venuto il nostro ospite che ha avuto un ciclo di conferenze, questa persona qua che oggi sentirete all'1:30. E come al solito in collaborazione con Radio Stereo Carnia all'1:30 oggi. Sì. Appunto questo scienziato, e lo ha messo lui, e poi sentirete oggi la registrazione alle 13:30, ha ammesso lui di aver ammazzato tante persone nel Vietnam con i missili nucleari. E adesso lui a un certo punto, perché per soldi lo facevano naturalmente, gli prospettavano soldi, offerte di milioni su milioni, a un certo punto questa persona ha detto ma cosa ho fatto? Si è pentita totalmente e lui si è buttato totalmente fuori dalla mischia e comincia a lavorare per la pace. Quindi lui adesso gira tutto il mondo predicando la pace, una specie di obiettore di coscienza particolare. E quindi lui ti mette all'avviso, ti mette sull'attenzione di come un bottone rosso, lui lo decifra così, lo chiama un bottone rosso, potrebbe far scomparire nel giro di pochissimi istanti il nostro pianeta Terra. Quindi ci mette alla guardia, ci fa sentire tutte
tutte quelle problematiche inerenti a un'eventuale guerra nucleare. Quindi un discorso che durerà circa un'ora e mezza, molto interessante. Questo qua logicamente è uno scienziato americano, parla l'americano, ma comunque c'era un interprete molto ma molto valente e molto in gamba accanto a lui, quindi ne sentirete veramente delle belle. Quindi io vi dico di restare sintonizzati qui a Radio Stereo Carnia dalle 13:30 in poi in collegamento con Radio Spazio 103 per questa favolosa intervista. Ecco, una favolosa intervista naturalmente per questa persona che si era veduta e che racconterà anche tragici episodi, Certo. su quello che succede con la guerra. Certo. Bene, allora noi salutiamo. Salutiamo, io vi ringrazio quindi per l'ascolto, per le tantissime richieste, per le tantissime telefonate, vi auguro di passare una buona settimana. Benissimo, poi sì, oltre a queste cose cattive che racconteremo all'1:30, vi ricordo anche alle 16 l'Udinese, che speriamo oggi sia con la Fiorentina ce la faccia. Cercherò di fare un esorcismo particolare, via un intervento, anche se non mi definisco un mago calcistico, un mago sportivo. Ma guarda, io direi non darti che tu riesca a farci vincere, però un pareggio devi assolutamente farcelo avere. Cercheremo di mettere tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. La Carnia merita fiducia. Il 12 maggio dai fiducia alla Democrazia Cristiana. Anche in provincia fatti rappresentare da chi saprà e potrà rappresentarti. Vota Democrazia Cristiana. Per il Collegio di Ampezzo Antonio Martini, assessore provinciale uscente. Per il Collegio di Paluzza Angelo Nodale, per 10 anni sindaco di Sutrio. Per il Collegio di Tolmezzo, comprendente anche i comuni di Amaro, Cavazzo, Verzegni, Sarta, Zuglio e Lauco, Igino Piutti, da 10 anni sindaco di Tolmezzo. Il ristorante Carnia ti propone i piatti della tradizione carnica, preparati con cura amorosa, così come i piatti classici della cucina italiana, in un ambiente accogliente, tranquillo, che ti fa sentire a tuo agio. Lo chef Buongiorno ti stupirà con le sue deliziose sorprese. Ceniamo fuori, dove si va? C'è un posticino che è fatto per noi.